Di circa 40 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta accidentale dalla bicicletta che si è verificata ieri sera poco prima delle 21 all'interno del territorio comunale di Moggio Udinese. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero d'emergenza 112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Chiusaforte e l'eli soccorso, attivati per competenza i carabinieri della compagnia di Tarvisio. Il personale medico infermieristico ha preso in carica l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine in codice giallo, stabile e cosciente, ricoverato chiaramente in prognosi riservata. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. È una bellissima opportunità oggi per promuovere oltre 14 km di piste ciclabili che riescono a coniugare, a legare un patrimonio stupendo di paesaggio, di verde, di natura, di fiume, quello alle nostre spalle tra Gorizia, Nova Gorizia e Szentpedertőiba. Un patrimonio unico in Europa legato da una pista ciclabile che si srotola tra Italia e Slovenia e Italia in continuazione. Oggettivamente è un qualcosa che dà grande appeal a tutto il territorio per un turismo sempre più crescente di persone che amano la natura, il verde e la bicicletta. Sì, anche da parte mia un ringraziamento al GECT per aver realizzato questa bellissima pista ciclabile che arricchisce tutte e tre le città e porta qualcosa di unico come offerta turistica anche in prospettiva del 2025, quando ci saranno, speriamo che ci visiteranno tanti turisti, e questo è un altro piccolo sassolino nel mosaico dell'offerta turistica di questo bellissimo territorio. Hanno detto tutto serio, quello che si può. Se non vinceremo il Giro d'Italia o il Giro di Slovenia, vinceremo il Giro di Nova Gorizia e Gorizia.